Oggi parliamo di Eradicot Max, un insetticida acaricida ad ampio spettro d'azione che è stato recentemente anche esteso sia sulla vite da vino che su cocciniglia, appunto sulla vite da vino e da tavola. È un formulato a base di maltodextrina al 40%, è un concentrato solubile ed è autorizzato sia nel convenzionale che in agricoltura biologica. Un grosso lavoro è stato fatto su questo formulato rispetto a quelli precedenti che anche per lasciarci dietro un po' il retaggio storico non favorevole, in quanto le maltodextrine che sono state lanciate diversi anni fa avevano diversi aspetti negativi che ne hanno limitato per certi versi l'impiego anche su frutta. Quindi un formulato molto più raffinato con una buona stabilità sia dal punto di vista delle diverse temperature che stabilità di stoccaggio e anche quindi migliori caratteristiche sulla distribuzione e quindi poi sull'impatto che ha sul controllo dei parassiti. Il meccanismo d'azione è molteplice, ci sono diciamo soltanto effetti fisici nei confronti del parassita che venga trattato o sottoposto a questi prodotto e quindi quello principale è la chiusura degli spiracoli tracheali, in pratica il prodotto applicato, distribuito, ricopre l'insetto e impedisce gli scambi gassosi con l'esterno, in pratica il parassita non riesce più a respirare. Inoltre il prodotto e il formulato hanno un elevato potere osmotico in quanto sottraggono attivamente una grande quantità di liquidi dall'insetto che quindi si ritrova a essere disidratato molto facilmente. Poi le proprietà adesive proprio relative sia al principio attivo ma soprattutto al formulato creano un reticolo di polimeri di glucosio impermeabile, quindi di fatto il parassita risulta isolato dall'esterno. Ecco qui alcuni effetti, vedete sulla sinistra gli spiracoli aperti che sono gli opercoli attraverso i quali l'insetto respira, che vengono occlusi per l'azione del prodotto, poi la successiva disidratazione, disseccamento e morte conseguente della gran parte dei parassiti. Chiaramente gli effetti sono molto più evidenti e forti per gli insetti statici, quindi che non volano, e questo è anche un elemento che poi si riflette sulla selettività che ha il prodotto nei confronti anche dei pronubi e degli insetti utili. È attivo il prodotto su tutti gli stadi vitali, partendo dalle uova in prossimità della schiusura, quando cominciano la respirazione. Anche le uova subiscono dell'effetto attivo fisico che è stato descritto, quindi questo si verifica su acari, sugli alerodidi, sulle cocciniglie di recente estensione, anche sugli afidi. La nuova etichetta, come dicevo, prevede l'inclusione, ci sono, vedete, molte colture, a noi interessa in questo caso la vite da vino e l'estensione sulle cocciniglie. I dosaggi per la vite sono di 1 litro e mezzo a ettolitro, il prodotto va distribuito per concentrazione e abbiamo visto che in molti casi, questo è in tutti i casi, per i parassiti interessati è diciamo la concentrazione che più interessa. C'è un massimo di 22 litri ma non ci si arriva mai. I volumi d'acqua indicati curando una buona bagnatura sono dai 500 ai 1500 litri. Sono ammessi 5 trattamenti l'anno con un intervallo minimo di 5-7 giorni. Alcune esperienze fatte negli anni, sia con prove registrative che poi con prove per l'estensione. Qui riporto una prova su Calyptrimerus vitis in cui Eradicot è stato provato, è stato testato a diverse concentrazioni ed anche in combinazione con lo zolfo che da sempre risulta attivo per questo tipo di parassita.
le fasi sono iniziali, è stato diciamo, applicato come confronto con olio minerale, il timing rispetto all'olio minerale è spostato un po' più in avanti per andare a prendere appunto anche diverse forme mobili preimmaginali che si sviluppano. Ecco, i risultati sono molto positivi, sicuramente la combinazione con lo zolfo è quella che dà i migliori risultati. Abbiamo visto che nel rilievo a 3 settimane dall'applicazione, quello del 20 maggio, l'abbattimento della popolazione è molto consistente e rimane tale anche diciamo, al 7 di luglio, quando sono passati più di 60 giorni dall'applicazione. Chiaramente se la popolazione è consistente richiede magari nuove applicazioni, non ci sono limitazioni e si può comunque intervenire anche in fase avanzata, in quanto il prodotto è assolutamente selettivo, miscelabile con altri formulati, e quindi in caso di forti infestazioni che possono compromettere poi soprattutto la vegetazione, si può intervenire anche successivamente. Ecco, qui a giustificare un po' l'applicazione è unica, vedete che però la severità, cioè l'intensità dell'attacco viene smorzato un po' in tutte le fasi, quindi ulteriori trattamenti si possono fare, ma soltanto se diciamo, c'è una pressione dell'infestazione molto elevata. Qui una somma di prove su Planococcus ficus, in quanto è oggetto di estensione di impiego, prove fatte nel Veneto, in Emilia e anche al sud su un caso di uva da vino. Ecco, qui purtroppo sono scappati alcuni dati, comunque abbiamo visto che l'efficacia con 3 applicazioni successive, quindi partendo dal mese di fine maggio e tutto giugno, con intervalli di 10 o 15 giorni, quindi 3 interventi, a confronto di 2 interventi con uno standard di riferimento molto importante, hanno dato comunque un controllo molto elevato, una media quindi fino al 90%, comunque già a 15 litri ad ettaro, che poi non sono 15 ma sono relativi al volume d'acqua distribuito, hanno dato sicuramente dei riscontri molto positivi. Qui invece una delle prove fatte su Scaphoideus, 2 applicazioni fatte diciamo nel mese di giugno, ravvicinate, una a 10 giorni, uno standard di riferimento classico, la prova è stata fatta nell'Alessandrino, Piemonte. Ecco, vediamo che l'efficacia sia dopo il primo trattamento che il secondo trattamento è sicuramente significativa. Chiaramente su questo parassita, come è stato detto anche in precedenza, il prodotto si va a inserire in una strategia di intervento, quindi chiaramente il trattamento si inserisce come alternativa in una strategia che preveda sì l'impiego anche di prodotti di sintesi, ma che probabilmente possa anche andare a diciamo abbassare la pressione per quanto riguarda interventi con piretroidi che poi ne compromettono un po' diciamo la selettività sugli utili. Ecco, qui un'altra serie di prove su eriofidi, qui c'è sia il Caliprimerus che il Colomerus, e quindi abbiamo sintetizzato così prove fatte con agrea diverse anche in Piemonte, sempre su eriofide, dove vediamo che il prodotto si è rivelato particolarmente interessante già in una forchetta di applicazione in una concentrazione tra i 10 e i 15, otteniamo sempre dei risultati importanti a confronto con 2 applicazioni di uno standard importante che avete visto anche prima. Ecco, in sommario, le caratteristiche principali: il prodotto chiaramente ha un forte potere abbattente, non è sistemico, non persiste, però riesce a ridurre sicuramente le popolazioni presenti nel momento dell'applicazione in maniera Alberto, un minuto. Sì. Quindi diciamo la somma avviene da qui. Ideale per le strategie di difesa, anche diciamo in strategia,
gestione della resistenza in quanto un meccanismo d'azione che non va a sovrapporsi con altri, miscibilità e selettività, quindi per motivi di tempo non ho potuto riportare altri dati, comunque è selettivo per la fauna utile, è miscibile con molti altri componenti e chiaramente non richiede un PHI e non ha nessun residuo richiesto. Qui poi c'erano i calendari di difesa antiperonosporica che sono noti, non è cambiato niente dall'anno scorso, anche difesa antiperonosporica biologica e anche con i nuovi ingressi tipo il Perblat, controllo di oidio e botryte sulla vite d'avino in maniera piuttosto completa. Grazie.